Buongiorno Lorenzo, guarda, io c'ho ancora un po' di questo cocktail meraviglioso dell'amico Paolo Marani qua Professor in piazza. Maggi, buongiorno a lei, ben trovato in quel di Adria, che è la sua seconda patria. Sì, lei che è un amante del Basso Polese, è nella capitale? allora, mi fa piacere essere qua nella capitale. La capitale, sopracitata, per tanti anni, adesso non so se ultimamente è cambiato, però io ho fatto gli studi qua, eccetera, e ci chiamava Baucotti noi del Basso Polese, visto che e questo è un grosso difetto di Adria, ma questa è l'altra storia. Come che si dice, gli adriotti sei un po' ma questa è l'altra storia. orgoglioso. Pensi, io che sono nato a Porto Tolle, a Cacepo. Una vignetta su Facebook, uno aveva fatto un sei meme, allora aveva fatto Adria impersonificato con la famiglia reale inglese, Sì, e Portoviro con Monte Carlo e Briatore, sì, Porto Tolle con dei pescatori, sì. e Loreo con i coccodrilli. E Loreo con i coccodrilli. Dopo che il coccodrillo polesano, Vabbè. che non si è mai saputo se è stata un'invenzione o... Se è stata un'invenzione, È stato chapeau, bravo. Chapeau, ai loredani. Chapeau. Se è vero, forse è ancora lì che gira, e vabbè. Sai cosa parliamo oggi? Dimmi. Notizia degli ultimi giorni su tutti i giornali: Amazon apre e mancano le case della gente dove può. Come avevamo previsto proprio in uno dei nostri, anzi in un paio dei nostri spezzetti. Esatto, dicendo che appunto arriverà Amazon e magari posti come Frassinelli e Cannes eccetera vedranno rivalutare le loro case che fino a pochi secondi fa costavano €1. No, infatti da quello che come lei correttamente ha esposto, so che hanno previsto 900 dipendenti entro il 31/12. Entro 3 anni, però ne faranno probabilmente prima, perché ci sono gli stagionali che per il periodo di Natale o poi, il Black poi Friday. vede comandante Maggi, la crisi del Covid determina grandi difficoltà in molti settori. L'unico settore che non ha difficoltà ma cresce è le vendite a casa per casa. E sai cosa? Perché evidentemente, cioè, stando a casa la gente compra. Però il problema per i negozianti stanziali è che con il Covid la gente over 50, che prima magari si avvicinava difficilmente a comprare online, adesso compra online. Infatti, E una volta che cominci a comprare online non riesci più ad staccarti. Per la posso dire comodità. una cosa, io avevo cominciato a comprare libri online usando Amazon. Non lo faccio più. No. Ho invertito. Perché mi sono deciso, una questione etica e morale. Invito anche voi a farlo, in libreria. In libreria vedo i libri, Però, sono un maniaco io dei libri, però comprare Amazon vuol dire intanto che la roba te la consegnano entro 2 giorni. Non dico neanche che il costo può essere più basso o più alto. 2, 3, 4, sì. Però il problema più grosso è che se una cosa non ti piace la puoi mandare indietro. Sì. E questo qua, c'è queste due cose insieme, la velocità di consegna e la possibilità, se sbagli l'articolo, di restituirlo. Poterlo restituire. Questa qua è la concorrenza che nessuno può far fronte. Però, visto che Amazon c'è e incrementeranno, parliamo del problema, perché lei mi ha proprio accennato quel problema, che è vero, non ci sono abitazioni, loro dovranno riempire perché non conosce crisi Amazon. E io mi permetto di fare una proposta: l'Ater di Rovigo, che ha soldi in cassa, dovrebbe poter fare, ovviamente ci vuole testa, ma potrebbe progettualmente, l'Ater è pubblica, sono soldi pubblici, il pubblico in sinergia con alcuni comuni potrebbe venire incontro su un progetto, anche la fondazione di abitazioni, perché non ce n'è, è poco da fare, non ce n'è. E io so che ci sono istituti privati legati alla sanità che stanno per fare nuove assunzioni, non riescono a trovare le case per i loro dipendenti.
qui ci vuole un guizzo di intelligenza. Allora, e questo l'avevi sottolineato anche la volta scorsa che parlavamo del 110%. A parte che qua a Adria le campane suonano ogni mezz'ora. Sì, beh, ci ricorda che siamo ad Adria, capitale del Delta. Capitale del Delta. Però infatti noi siamo di fronte alla cattedrale. Tra l'altro siamo di fronte alla Rovigo c'è cattedrale. la concattedrale ad Adria. Questo non lo sapevo, vedi che... Perché è la diocesi di Adria e Rovigo. Ad Adria la cattedrale, a Rovigo la concattedrale. E quante ne sappiamo e conosciamo? Allora, Renzo, per il discorso è questo qua. Quando abbiamo fatto il post proprio sul 110% della possibilità di ristrutturare, tu avevi detto l'Atter poteva essere una grande occasione, sì, certo, ma in tanti hanno sottolineato che è un baraccone l'Atter. Io non lo conosco, mi riferisco solo alle varie critiche che ho sentito. Quindi una proposta come fai tu dell'Atter di essere protagonista in questa ricerca di case eccetera, perché non funziona? Perché potrebbe non funzionare secondo te? Ma l'Atter è cioè dire che il baraccone è pubblico è un luogo comune che si dice tutto ciò che è pubblico, per cui questo ci sorvolo sopra. Che però l'Atter di Rovigo abbia potenzialità 100 ed esprima 5, questo è vero, potrebbe però fare questo, perché l'Atter ha soldi e potrebbe in sinergia con le istituzioni di credito costruire abitazioni per venire incontro ad una situazione eccezionale, che è quella che si è creata attorno ai comuni che hanno ospitato Amazon, che sono San Bellino e Castelguglielmo. Che probabilmente poi creerà l'indotto che... Certo, d'altronde io faccio un ragionamento molto semplice. Useremo le risorse che abbiamo in casa, possiamo mica usare le risorse lontane che non ci sono, usare la fantasia, usare Ma la domanda da luogo comune, se l'Atter non si muove in questo senso, cercheremo. Cioè, com'è che si può intervenire per farla faremo pensare, faremo dell'altro, cioè il problema è che non si può stare fermi. Amazon non è arrivata qui perché l'hanno chiamata i Rodigini, hanno scelto loro di venire per le condizioni create importate prima. Se i Rodigini hanno una classe dirigente di baluba, questo purtroppo non è colpa dei Rodigini, è colpa anche un po' del fatto. E com'è che si può intervenire? Cioè, se la classe dirigente è di baluba ci sono strumenti? Ci sono strumenti. Glielo dico fra 3 spritz. Va bene. Fra 3 spritz do anche una soluzione. Noi ce la leghiamo al dito. È sempre, Renzo, un piacere trovarti. A tutti i cittadini rodigini. E poi a noi piace questa qua terrazza in piazza. Questa terrazza è eccezionale. Sì. Se sta arrivando anche il buio. Sembra di essere... A Terrazza Martini, visto che è sembra di essere in una capitale... Ma noi siamo una piccola capitale. La capitale del Delta. Arrivederci a tutti.